Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Ciao, sono Sabrina Sadile e perché qui a Musicultura? Beh, io sono sempre la ragazza dell'ultimo minuto, ne avevo tanto sentito parlare negli anni precedenti e quest'anno, diciamo dopo un periodo un po' di sconforto nella musica in cui avevo un po' deciso di lasciar perdere, forse, chi lo sa, mi ritrovo qui perché a 2 giorni dalla scadenza del bando ho deciso di mandare le mie canzoni, ho voluto puntare su 3 pezzi del mio album che è uscito nel 2010, quindi già sono passati 2 anni e i brani diciamo li sento molto ancora nonostante il tempo passato. Io ho deciso di portarli in una versione un po' nuda, sono soltanto io voce e chitarra e il mio amico chitarrista che mi accompagna. Io mi sento molto emozionata, però mi ritrovo qui e devo dire c'è una carica bellissima, siamo tutti agitati ma nello stesso tempo molto emozionati, ci hanno considerato tantissimo, email, ci hanno accolto benissimo. Ora saliremo su quel palco e si sente proprio un'area di musica finalmente. Io sto preparando anche nuovi brani per il mio prossimo lavoro, però spero che qui riuscirò a trarre molta ispirazione. Anche venendo qui ho scritto un po' di cose, un po' di pezzi e spero che mi porti fortuna e che arriverò fino in fondo proprio per sentirmi viva ancora, un fermento nuovo e per dimostrare anche a me stessa che finalmente da quando ho letto l'articolo di questi 45 cantautori in Italia mi sono sentita per la prima volta una cantautrice a tutti gli effetti, venendo poi dalla danza, dal teatro, dal musical, però finalmente mi sento libera di cantare quello che voglio, come voglio, di vestirmi come voglio e c'è sicuramente gente che mi ascolterà e farà attenzione a quello che dico e ai miei testi, quindi sono felicissima e spero di arrivare fino in fondo. Vi racconterò una storia che ho sentito tempo fa. La mia mamma ripeteva a bassa voce al mio papà: questa bimba fantasia crede troppo alla magia, sogna, pensa, ride, inventa, forse è un dono che ci incanta, però lei leggeva nella mente, forse anche nel futuro, la sua gente curiosava, senza sosta ne parlava, la credevano una strega, dai poteri naturali, ora tutto si è avverato, la paura crescerà. L'hanno scoperta, adesso non può più cercare, l'hanno scoperta, adesso può solo fuggire, non le resta che parlare, non le resta che ascoltare le emozioni del suo cuore, rifugiarsi in riva al mare. L'hanno scoperta, adesso non può più cercare, l'hanno scoperta, adesso può solo annegare. Lei riusciva a non sentire e cercava di ignorare, nella vita parla chiaro, tutto ha una difficoltà, prova odio ma riflette, ora mente scappa piange, da domani sarà sola in ogni sua perplessità. L'hanno scoperta, adesso non può più cercare, l'hanno scoperta, adesso può solo fuggire, non le resta che parlare, non le resta che ascoltare le emozioni del suo cuore, rifugiarsi in riva al mare. L'hanno scoperta, adesso non può più cercare, l'hanno scoperta, adesso può solo annegare, solo annegare. Vi
racconterò una storia che ho sentito tempo fa. L'hanno scoperta, sì, l'hanno scoperta, l'hanno scoperta, l'hanno scoperta. L'hanno scoperta, adesso non può più cercare, l'hanno scoperta, adesso può solo fuggire, non le resta che parlare, non le resta che ascoltare le emozioni del suo cuore, rifugiarsi in riva al mare. L'hanno scoperta, adesso non può più cercare, l'hanno scoperta, adesso può solo annegare, solo annegare. Solo a negare. Grazie.